buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale in diretta, ma partiamo dai titoli. Sono in tutto 35 i casi di coronavirus in Calabria, secondo il bollettino diramato dalla Regione, 360 i tamponi effettuati ad oggi. La Regione individua 400 nuovi posti di terapie intensive e subintensive in tutta la Calabria. Saranno presto attivi 300 medici da assumere, 270 infermieri e 200 OSS. Nuovi casi di contagio si registrano nello Ionio Cosentino e a Crotone, anche a Reggio e Vibo la situazione è in evoluzione. La chiusura di tutte le attività preoccupa le associazioni di categoria. Se non interverrà il governo sarà una catastrofe finanziaria. Ammonta a 34 milioni di euro il valore dei beni confiscati dalla Guardia di Finanza ad un noto imprenditore di Vibo. Ancora buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo del bollettino diramato dalla Regione sui casi di coronavirus proprio nella nostra Regione. Sono in tutto 35, 360 invece i tamponi effettuati ad oggi. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 360 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 35, quelle negative sono 325. I casi positivi sono così distribuiti: 5 il reparto a Catanzaro, 7 il reparto a Cosenza, 2 in rianimazione, 1 in isolamento domiciliare. A Reggio Calabria sarebbero 4 il reparto, 6 invece in isolamento domiciliare, un guarito. A Vibo invece 4 in isolamento domiciliare, mentre a Crotone sono 5 in isolamento domiciliare. I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 2.382, così distribuiti: 430 a Cosenza, 140 a Crotone, 396 a Catanzaro, 363 a Vibo Valentia e 1.053 a Reggio Calabria. Le persone giunte in Calabria negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio, che si sono registrate al sito della Regione Calabria, sono ad oggi 5.008. È operativo il piano d'emergenza coronavirus in Calabria. Sono stati attivati 400 posti di terapia intensiva e subintensiva, al via anche l'assunzione per 300 medici e 470 fra infermieri e operatori sociosanitari. La Regione Calabria attiva il piano di emergenza coronavirus, previsti 400 nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva. In particolare saranno 90 i posti attivati nelle strutture di Cosenza, Castrovillari, Rossano, Cetraro, azienda ospedaliere pugliese Ciaccio di Catanzaro, Mater Domini di Catanzaro, Lamezia, Crotone, Reggio Calabria, Polistena e Vibo Valentia. Ulteriori 310 posti saranno attivati nell'area nord, 110 a Paola, Rogliano e Rossano, 100 posti per l'area centro nelle strutture di Germaneto e Tropea e per l'area sud 100 posti distribuiti nelle strutture di Gioia Tauro, Locri, Melito Portosalvo. Il piano straordinario riguarda anche le assunzioni. Da oggi pubblico l'avviso per il reclutamento di 300 medici specializzati e specializzandi. Saranno inoltre utilizzate le graduatorie degli idonei a scorrimento per l'assunzione, sempre a tempo determinato, di 270 infermieri e 200 OSS. Il piano approvato dalla Presidente Iole Santelli in accordo con il Commissario straordinario Saverio Cotticelli e il Dipartimento Salute. Al momento, precisano dalla cittadella, al fine di agevolare la messa in opera immediata del piano, si è scelto di selezionare strutture operative e di facile adeguamento, ospedali individuati grazie al confronto con le aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. E protesta l'USB di Cosenza, che chiede assunzioni a tempo indeterminato e non soltanto per quanto riguarda l'emergenza. Operatori e operatrici della sanità sono impegnati in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Nel nostro territorio stanno affrontando difficoltà incredibili dovute alle disastrose condizioni del sistema sanitario calabrese. In una nota l'USB Sanitari di Cosenza rivolge un appello al governatore Santelli:
che solo ieri ha annunciato il piano di emergenza per contrastare la diffusione del virus, con l'assunzione di 300 medici specializzati e specializzandi, 270 infermieri e 200 OS, ma a tempo determinato. Una scelta miope, sostengono dall'USB, che guarda solo all'emergenza attuale e non al futuro, e rispettosa della dignità di chi lavora e che dovrebbe accettare un incarico ad altissimo rischio per pochi mesi per poi tornare a casa. In una regione in cui la progressiva riduzione della spesa ha smantellato il sistema sanitario negando un diritto fondamentale ai calabresi, c'è necessità di stabilizzare i precari e assumere personale a tempo indeterminato per invertire la rotta e garantire la salute di tutti i cittadini, non solo in fase emergenziale. Ribadiamo inoltre la necessità, scrivono ancora nel comunicato, di aprire immediatamente gli ospedali e i presidi sanitari territoriali che in questi anni sono stati chiusi e potenziare quelli in cui funzionano solo pochi reparti. Nuovi casi di contagio si registrano nello Ionio Cosentino e a Crotone, anche a Reggio e Vibo la situazione è in evoluzione. Cresce anche in Calabria il numero delle persone positive al coronavirus, una situazione in continua evoluzione. Tra le persone contagiate anche il commissario straordinario dell'ASP di Crotone Gilberto Gentile, che è in quarantena domiciliare essendo asintomatico. Il commissario è rientrato in aereo da Bergamo 2 giorni fa, ossia il 10 marzo, a renderlo noto l'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Gentile, pur avendo superato i controlli sanitari in 2 aeroporti, ossia a Bergamo e a Crotone, ha deciso di non accedere agli uffici, di porsi in quarantena e di effettuare il tampone, che come dicevamo è risultato positivo. Ed è positivo anche il commissario della Federazione di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria, il deputato Edmondo Cirielli, questore della Camera, e intanto rimane alta l'attenzione nel Vibonese. Le frazioni di Longobardi e Piscopio osservate speciali dopo i 5 casi di contagio accertati. Una delle persone risultate positive al Covid-19 si sarebbe inoltre recata alla messa funebre della madre, ricevendo in quell'occasione le condoglianze da parte di numerose persone. Sono così scattate le verifiche su chi ha partecipato al funerale e tutti i soggetti che hanno avuto contatti con la donna sono stati posti in quarantena. E il nuovo decreto emesso dal governo che dispone proprio la chiusura delle attività commerciali restituisce l'immagine di città vuote, multe per chi trasgredisce, ma vediamo qual è la situazione sullo Ionio Cosentino. La buona notizia di queste ore arriva dall'Istituto Superiore di Sanità, che afferma come al sud può esserci una circolazione più limitata del nuovo coronavirus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano così importanti come è stato al nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento. Lo ribadisce anche il sindaco di Corigliano, Flavio Stasi, che parla anche dei casi che si sono verificati nel suo comune. I casi sono 3, abbiamo dovuto chiudere il pronto soccorso, sono pochi per fortuna, però questo non ci deve far sottovalutare la situazione, perché bastano pochi contatti, così come dimostra proprio questi 3 casi, dimostrano come siano bastati pochi contatti per diffondere il virus, per cui stiamo allerta, abbiamo fatto una proposta per rendere lo SPOC Corigliano-Rossano in grado di dare delle risposte minimali con una quarantina di posti Covid e qualche posto in più di terapia intensiva. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza, ecco. Per cui da un lato la prevenzione, il controllo del territorio, il sacrificio da parte nostra e di tutti i cittadini, dall'altro dobbiamo anche prepararci. Penso che in questa direzione stia andando la regione Calabria con questo piano straordinario che è quello che serve, perché altrimenti i nostri ospedali non solo non sono in grado di dare risposte per il Covid-19, ma rischiano di inficiare quelle poche risposte che danno per tutto il resto delle patologie, e questo non ce lo possiamo permettere. Io ho dovuto attivare il pre-triage, che è una cosa molto importante, perché permette di evitare di mettere in discussione la funzionalità dell'ospedale nel momento in cui c'è un caso. L'ho dovuto attivare io con un'ordinanza utilizzando i volontari di Croce Rossa per fare il pre-triage, quindi assumendomi anche delle responsabilità, per dire il livello a cui siamo.
Penso che in provincia di Cosenza, a parte l'Annunziata, abbiamo l'unico triage attivo in questo modo, però vi rendete conto che è stata una decisione, come dire, mettiamola così, sui generis del sindaco ad attivare questa cosa, e questo ci fa capire il livello di risposta che fino a qualche giorno fa c'era nei nostri ospedali. A proposito di coronavirus, pochi minuti fa la notizia di 2 nuovi casi sospetti in osservazione all'ospedale di Locri, sono stati sottoposti a tampone, adesso si attendono gli esiti, mentre vediamo la situazione qual è nel Reggino. Le immagini che vedete si riferiscono a Siderno, centro importante, una piccola capitale commerciale della provincia di Reggio Calabria. Immagini assolutamente spettrali, e infatti l'attività frenetica di questo paese è assolutamente annullata. Lo stesso si può dire per altri importanti centri, non solo grandi della costa ionica e anche della Piana, come della stessa città dello Stretto, dalla quale vi abbiamo anche riferito in questi giorni diverse situazioni. Un problema dunque che tocca l'economia, però bisogna anche evidenziare il senso di responsabilità di quasi tutti, anche di fronte alle farmacie c'è un'attenzione a rispettare le esigenze degli altri. Noi abbiamo fatto una ripresa di una farmacia mentre effettivamente il lavoro era quasi del tutto inesistente, ma pochi minuti prima abbiamo visto davvero un comportamento responsabile. Naturalmente c'è chi questa attenzione non ce l'ha, infatti i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria nella giornata di oggi hanno denunciato 11 persone perché hanno violato le norme previste dal provvedimento del governo. Per quanto riguarda l'aggiornamento sulla situazione coronavirus, nelle ultime 24 ore 19 soggetti con sospetta infezione sono stati sottoposti a test, sono risultati positivi 6, 1 ricoverato, 5 invece a casa in regime di assistenza sanitaria domiciliare. Ad oggi sono 128 le persone controllate, negativi sono risultati 117, positivi 11, 4 ricoverati senza necessità di terapia intensiva, 6 in sorveglianza attiva e 1 dimesso, e appunto è il caso del professore dell'Università di Agraria che ormai è avviato verso la guarigione. Ultima notizia da Reggio e Provincia, un esposto della UIL, della segreteria territoriale dell'Alto Ionio Reggino, un esposto alla Procura della Repubblica, personale secondo l'esposto dell'ospedale di Locri non sarebbe adeguatamente utilizzato e sarebbe distratto dalle sue funzioni effettive. È una denuncia seria che naturalmente alimenterà discussioni e polemiche. E la chiusura di tutte le attività preoccupa le associazioni di categoria. Se non interverrà il governo sarà una catastrofe finanziaria. Stiamo leggendo l'ultimo decreto sulle attività che possono rimanere aperte e desta di perplessità come tante altre, tipo i call center, non sia stato previsto la chiusura, atteso che sono ambienti non predisposti alla salubrità degli operatori. Per quanto riguarda le banche, una concreta possibilità è quella legata al modulo dove è possibile chiedere la sospensione di tutto ciò che è oggetto di scadenza e quindi di rateizzazione contrattualmente. È un modulo che è abbastanza semplice, viene da compilare e da inoltrare appena possibile agli istituti di credito aderenti. La cosa più delicata rimane sicuramente quella dei fornitori, laddove le scadenze più prossime sono legate anche a un'abitudine che è al circolante, definiamolo così, legato agli assegni postdatati, verso cui c'è la maggiore preoccupazione, perché non penso ci possa essere un provvedimento nel prossimo decreto economia che possa obbligare le banche a coprirle. Di contro le aziende non generano le provviste sufficienti per poterli coprire, né tampoco in molti casi hanno liquidità sufficiente per poter gestire queste emergenze.
Per quanto riguarda i dipendenti, il provvedimento economia sicuramente prevederà la cassa integrazione in deroga, la possibilità dunque che l'INPS paghi direttamente i dipendenti, motivo per cui probabilmente anche noi studi professionali non possiamo chiudere. Apprezziamo la disponibilità dei comuni nel sospendere ogni attività di riscossione. Questo è il quadro, speriamo bene. Torneremo tra pochissimo a parlare dei call center, nel frattempo ci spostiamo a Belvedere Marittimo sul Tirreno Cosentino, vediamo come si organizza la protezione civile. Allora Luigi, tu fai parte della protezione civile qui locale di Belvedere, come siete organizzati? Come vi state organizzando? Niente, stiamo aspettando dispositivi dalla Regione Calabria, in quanto se non si hanno tutta l'attrezzatura possibile e immaginabile non ci possiamo muovere per aiutare la popolazione che ha bisogno a domicilio. Il comune di Belvedere ha attivato il COC, appunto voi siete chiamati in prima linea. In prima linea, come infatti ieri abbiamo fatto un tavolo da lavoro con alcune altre associazioni per organizzare, prepararci in caso di questa la chiamo maxi emergenza. Ed ora all'Unical, vediamo proprio all'Unical di Rende, vediamo come si prepara alla didattica a distanza. Beh, qui in università si sta, chi può, barricati nei propri uffici, separati da tutti, separati dai colleghi, separati dalle studentesse e dagli studenti. Io personalmente mi sto preparando alla didattica a distanza, conto di partire martedì prossimo con un corso di metodologia delle scienze sociali. Mi mancano molto gli studenti, naturalmente, però ci incontriamo virtualmente con Skype, con Teams e con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Insomma, non è un bel momento, ma ce la possiamo fare. Ciao. Adesso torniamo a parlare dei call center perché c'è un'ordinanza del comune di Rende proprio per la sospensione dell'attività dei call center proprio nel territorio rendese. In tantissimi ci avevano scritto e contattato, parliamo dei lavoratori impiegati nei call center della nostra regione che lamentavano il mancato rispetto delle disposizioni previste dal governo per arginare l'emergenza coronavirus. Ebbene, oggi in soccorso dei lavoratori impiegati nei call center del territorio rendese arriva l'ordinanza del sindaco di Rende, Marcello Manna, che rispettando le disposizioni del Premier Conte ha ordinato la sospensione delle attività fino a tutto il 25 marzo 2020. Salvo che le aziende in indirizzo non comprovino in modo incontrovertibile di espletare servizi essenziali e imprescindibili consentiti dalle misure urgenti. Per tali motivi il primo cittadino ha emesso l'ordinanza nel pieno rispetto delle disposizioni straordinarie con la quale si chiede alle aziende il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile, l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti, la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili, l'assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio. E a proposito di call center, anche il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà, in una nota diffusa proprio in serata, ha invitato le imprese del settore dei servizi di call center ad attenersi alle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del coronavirus. Il sindaco si è messo in contatto telefonico con alcuni titolari delle imprese che operano sul territorio proprio nel settore dei servizi dei call center e hanno assicurato, ha detto il sindaco, che le aziende dove operano ogni giorno quasi 1 migliaio di lavoratori si sono solertamente adeguate alle disposizioni introdotte. A proposito di coronavirus c'è anche l'ipotesi dell'utilizzo dei beni confiscati per fronteggiare l'emergenza. L'idea di utilizzare i beni confiscati per far fronte all'emergenza coronavirus è un'idea importante, soprattutto dà il senso a tutta questa battaglia che in questi anni è stata fatta dallo Stato contro le mafie. Ci sono questi beni che spesse volte rimangono inutilizzati, abbandonati, insomma, a se stessi, a volte vandalizzati oppure gestiti malissimo. Allora, se c'è questo grande patrimonio strappato alle mafie che hanno terrorizzato il nostro paese, non c'è occasione migliore per utilizzarli. È una buona idea, vedrà impegnata naturalmente questa idea
il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero della Sanità, tutti insieme per utilizzare palazzi, per utilizzare terreni, per utilizzare strutture comunque utili a questo scopo. Aggiungo, possono essere utili anche le autovetture utilizzate dai mafiosi e confiscate dallo Stato. Tutto quello che serve in questo momento deve essere usato. Meglio che le prefetture si attrezzino. Per esempio, quanti beni ci sono in provincia di Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza, che possono essere in questo senso utilizzati. Ci sono anche alberghi che sono stati sequestrati alla criminalità organizzata e poi confiscati. Beh, utilizziamo pure quelli. Se servono per ospitare i medici che devono stare sul posto e non hanno la possibilità di pagarsi, vista la situazione, un edificio in locazione, ecco, utilizziamo questi alberghi confiscati per ospitare il personale medico che verrà reclutato in tempi brevissimi e che dovrà essere impiegato nei nostri ospedali. Credo che utilizzare questi beni sia la migliore risposta, la più concreta risposta che lo Stato possa dare non solo al virus, ma in maniera definitiva pure alle organizzazioni mafiose, in questo caso all''ndrangheta, che tanti danni ha fatto nella nostra regione. Il vescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè, affida alla città, alla Vergine del Pilerio, la preghiera nella cappellina in Duomo e l'invito di tutti a restare a casa. Ho voluto recarmi nella cappella della nostra amata patrona Santa Maria del Pilerio per rivolgere a lei, a nome di tutti voi, una preghiera incessante perché anche oggi ci liberi da questa nuova peste, da questo nuovo flagello. In Duomo, come tutti i cosentini, dinanzi all'icona della Madonna del Pilerio, anche il vescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè, affida alla Vergine le sorti della città, quella stessa città che secoli addietro ha salvato dalla peste. Era il 1576. La storia sembra ripetersi in questo tempo, dice il presule, in cui le nostre abitudini sono state stravolte e bisogna ritrovare il senso di un tempo nuovo nelle case. Alle famiglie dico di utilizzare questo tempo opportuno per un dialogo più profondo e più sincero, soprattutto tra genitori e figli. Fate in modo che questo periodo sia un'opportunità per conoscersi di più, ma anche per dare a ciascuno di noi quella dimensione di comunione, di fratellanza, di dialogo che avevamo perso perché distratti da tante situazioni esterne. Monsignor Nolè ricorda la preghiera dei religiosi e ringrazia i volontari, ringrazia chi lavora, una preghiera laica. Un pensiero grato va agli amministratori, ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che si prendono cura degli ammalati, negli ospedali, nelle case di accoglienza, ma anche nelle famiglie dove ci sono persone che soffrono. Ai giovani dico, cercate di utilizzare questo tempo leggendo qualche buon libro, magari scrivendo qualcosa che poi andrete a rivedere e a riflettere col tempo e troverete qualcosa che vi interessa e vi porta a guardare lontano oltre questo momento buio. In ginocchio nella cappellina più conosciuta di Cosenza pregherà alla Vergine con la certezza della fede. Maria non ci abbandonerà, soprattutto in questo momento in cui vede che i suoi figli soffrono. Lasciamo l'ampia pagina dedicata al coronavirus con una notizia di politica, perché è stata convocata per mercoledì 18 marzo 2020 con eventuale prosecuzione per giovedì 19 la prima riunione del Consiglio regionale della Calabria, rinviata la scorsa settimana. All'ordine del giorno, oltre alle elezioni del nuovo presidente dell'Assemblea, dei due vicepresidenti e dei segretari questori, c'è la temporanea sostituzione del consigliere regionale Domenico Creazzo, in atto sospeso dalla carica perché coinvolto lo scorso 25 febbraio nell'ambito di un'operazione contro l''ndrangheta con il primo dei non eletti, Raffaele Sainato. In considerazione proprio dell'emergenza, detto nella nota, ulteriori restrizioni sono state previste per assicurare la maggiore sicurezza
possibile. L'accesso al palazzo, oltre che al personale dipendente dell'ente strettamente necessario, sarà consentito ai soli consiglieri regionali e non sarà possibile inoltre rilasciare alcuna forma di accredito. La cronaca adesso: beni per un valore di 34 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore vibonese Antonio Restuccia, che secondo gli inquirenti avrebbe costruito il suo impero economico grazie all'appoggio delle cosche Mancuso di Limbadi e Piromalli di Gioia Tauro. 34 milioni di euro è il valore dei beni confiscati dalla Guardia di Finanza al noto imprenditore Antonio Restuccio, 83 anni, di Vibo, ritenuto contiguo alla cosca Mancuso di Limbadi e Piromalli di Gioia Tauro. Su disposizione della DDA di Reggio Calabria, le Fiamme Gialle hanno apposto sigilli a imprese, quote e immobili riferibili all'imprenditore edile vibonese che, secondo gli inquirenti, era da tempo in affari con l''ndrangheta. Le sue attività sarebbero state avviate proprio grazie alla contiguità funzionale agli appoggi dei Piromalli e dei Mancuso, cosche confederate tra loro attraverso accordi e cointeressenze economiche, così come emergerebbe da diversi procedimenti. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno accertato come il rapporto dell'imprenditore con le cosche di riferimento risalirebbe ai primi anni '80. La figura di Restucci era già emersa nell'ambito dell'operazione Bucefalo del 2015. In quel contesto era stato accertato come l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro fosse prerogativa esclusiva della cosca Piromalli, tanto da rappresentare uno dei motivi scatenanti la rottura dei rapporti tra la famiglia e la cosca Molè, storicamente legati da vincoli economici e di sangue. Nel corso di tale imponente realizzazione, all'impresa Restuccia Costruzioni erano stati assegnati consistenti lavori edili per la costruzione di diverse strutture e fabbricati. Nel 2017 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della DDA, dispose la misura cautelare del sequestro sull'ingente patrimonio illecitamente accumulato dall'imprenditore. Le indagini hanno consentito di ricostruire il complesso dei beni di cui Restuccia e il suo nucleo familiare sono risultati poter disporre direttamente o indirettamente nell'ultimo trentennio, accertando la sproporzione esistente tra il profilo reddituale e quello patrimoniale, e oggi è scattata la confisca del patrimonio riconducibile all'imprenditore vibonese. A Cosenza adesso una notizia di cronaca: avevano approfittato del decreto del Presidente del Consiglio che ha imposto proprio la chiusura di bar e ristoranti per rubare in più occasioni cibi e bevande all'interno di un ristorante cinese. 2 persone con precedenti, un 60enne e un 30enne, sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di furto. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Giocavano a carte seduti al tavolo in un esercizio pubblico senza rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro fra loro e creando assembramento. Il titolare e 9 persone sorprese all'interno di un locale pubblico sono state denunciate dai carabinieri di Reggio Calabria per inosservanza delle prescrizioni imposte in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. Il commerciante è stato anche segnalato allo sportello unico attività produttive del comune per la sospensione dell'attività. A Bianco, nella Locride, i militari hanno denunciato il titolare di un circolo ricreativo che aveva garantito la regolare apertura venendo meno alle disposizioni. Gli agenti della Polizia di Frontiera di Lamezia Terme hanno notificato su delega della locale procura l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad un funzionario della SACAL, la società di gestione dello scalo aereo, accusato del reato di falsità ideologica in atto pubblico. Secondo gli investigatori, l'indagato avrebbe partecipato e successivamente vinto un concorso attestando il falso della domanda di partecipazione. In particolare avrebbe sottoscritto una dichiarazione nella quale attestava di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso. Invece, dall'attività di analisi svolta dagli investigatori è emerso che il candidato a capo di un importante settore dell'organigramma della società era sottoposto ad indagini da parte della Procura di Reggio. Un detenuto che era ai domiciliari si è recato nello studio di un professionista chiedendogli una non precisata somma di denaro e minacciandolo che in caso di diniego lo avrebbe fatto saltare in aria. Un 45enne disoccupato e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Roccella Ionica. La vittima, terrorizzata, si è rivolta subito ai carabinieri che hanno rintracciato l'uomo nel centro cittadino. Il 45enne ha reagito
reagito opponendo resistenza. L'uomo adesso dovrà rispondere di evasione, tentata estorsione, minaccia e resistenza pubblico ufficiale. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Si consolida un campo anticiclonico sulla nostra regione con temperature in sensibile aumento su valori pienamente primaverili. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, modeste velature in transito da ovest a partire dal pomeriggio sera. Temperature stazionarie, passiamo a mari e venti, domani venti deboli o a regime di prezzo ovunque con mari quasi calmi o poco mossi. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.